Eccoci qua, questa è la pineta che porta alla spiaggia. Lì dove ci sono gli ombrelloni, la spiaggia per i cani. Qui c'è un chioschetto che fa da mangiare. Noi ci siamo sempre serviti al mini market, però mini market è davvero economico e la roba è buona. Qui ci sono cactus a giro ovunque, parcheggi, qui c'è Tommaso che non sta zitto un secondo. Allora, il parcheggio li dava anche per i camper in realtà su qualche sito, ma non si può sostare perché all'inizio della strada c'è scritto parcheggi eccetto caravan anziché. Cos'è? Questo è uno dei cartelli dove si indica la spiaggia per cani. Questa è la strada che porta comunque alla spiaggia. Bagni pubblici gratuiti e la doccia dietro 50 centesimi. Allora, occhio a chi viene col camper perché a parte come vi dicevo non si può sostare, ma la strada che indica per il mare poi c'è questa discesa e non è delle migliori. Questa stradina ci porta poi sulla strada principale da dove si arriva anche alla torre di Barisaldo. Questa è la strada principale, da lì arriviamo, c'è un tabaccaio, il mini market è dietro quella macchina nera, qui c'è un'altra bancarella che vende frutta, qui è torre di Bari e da qua arriviamo all'area sosta, sono veramente 5 minuti a piedi. Questa è la strada e qui saranno altri 200-300 metri, siamo arrivati. Eccoci, questa è la strada che vi dicevo che porta all'area sosta, lì ci sono tutti i camper, qui c'è Tommaso che vuole partecipare al video. Ma considerate che questa strada ha poche zone d'ombra, ma in realtà poi l'area sosta quando ti parcheggi all'interno è molto ombreggiata, si sta veramente freschi. Poi è normale, quando fa caldo, cioè puoi metterci tutta l'ombra che vuoi. Ma in questi 4 giorni siamo stati bene, non abbiamo patito il caldo forte. Qui siamo all'esterno dell'area sosta, qui dove i bambini giocano. Ieri ci abbiamo fatto mezzanotte e mezzo l'una, i bimbi erano tutti qui, tranquilli. C'è il chioschetto che è anche l'accettazione. Eccoci arrivati. Eccoci arrivati.